È il viaggio narrato nelle pagine del libro Prosecco on the Road, firmato dal toscano Andrea Zanfi, che ha percorso le 9 province che compongono l'area di produzione del consorzio Prosecco DOC, uno dei territori più belli d'Italia diviso tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Un viaggio che dipinge un universo immerso nelle bollicine di un vino che, usando le parole dell'autore, è democratico, trasversale e musicale. Democratico perché è un vino adatto a tutti, è trasversale, piace ai giovani, ai giovanissimi, e piace anche alle persone in là con gli anni, quelli con i capelli bianchi come me. È un vino che è musicale, è un vino che non richiede, cioè, il grande segreto di questo vino è che non ha pretese, ha solo il piacere di essere bevuto, e questa è una cosa fantastica. Abbatte completamente tutte le barriere, tutti i sistemi che sono stati costruiti intorno al mondo del vino da chi ha voluto costruirci il proprio business. Questo le ha abbattute, e quindi si è creato attraverso il Prosecco quella beat generation del Prosecco che è andata oltre, sbattendosi e andando a berlo per il piacere di bere un Prosecco. Un libro a misura di viaggiatore più che di turista, secondo quella sottile differenza che ci spiega l'assessore alla cultura del comune di Treviso, Luciano Franchini. Credo che questo libro sia un utile vademecum, perché penso prometta di farci viaggiare non solamente tra l'oggetto vino, ma tra le cose che stanno dietro e conseguentemente anche dentro il vino. Scoprire forse il Veneto e l'area del Prosecco con lo sguardo del viaggiatore potrebbe essere una bella sfida anche per un assessore al turismo. Prosecco on the Road è un percorso attraverso le strade del Prosecco, prodotto che ha conquistato i mercati di tutto il mondo, divenendo ambasciatore del suo stesso territorio di produzione. Ecco, che queste vie del Prosecco siano ripercorse anche in senso contrario dal visitatore, dal bevitore, che venga a conoscere questo nostro grandissimo patrimonio, che è patrimonio che si estende tra il Friuli, tutto il Friuli e parte del Veneto, dove sicuramente potrà rimanere incantato, come incantati sono stati nel passato grandi uomini di cultura conosciuti in tutto il mondo. Territorio che ha nella città di Treviso il suo cuore pulsante per la soddisfazione del primo cittadino Giovanni Manildo. Il legame tra il consorzio e tra il prodotto Prosecco e la città di Treviso deve essere sempre più forte, e io con entusiasmo vedo questo legame.